Ti sei mai chiesto perché negli impianti residenziali vengano utilizzate per lo più tecnologie obsolete? Beh, io l'ho fatto. Ciao, bentornato nel mio canale, sono Davide Marcomini. Nella vita faccio l'installatore di sistemi di sicurezza, ma sono anche l'ideatore e fondatore del portale Top Security Advisor e autore del libro Mai dire antifurto. Nel canale aiuto l'utilizzatore a districarsi nel mondo dei sistemi di sicurezza. Come dicevo poco fa, mi sono fatto questa domanda 1.000.000 di volte e mi sono dato due risposte del perché, specialmente negli impianti residenziali, ma spesso anche nel terziario, ai noi, vengano utilizzate per lo più tecnologie che io definisco obsolete. Innanzitutto, di quali tecnologie stiamo parlando? Beh, stiamo parlando principalmente dell'infrarosso passivo e, ahimè, del tanto bistrattato nostro amico il RID. E definirle obsolete a me dispiace un casino, ma tant'è, fanno parte del mercato della sicurezza da quando il mercato della sicurezza stessa esiste. Quindi sono 50 anni che abbiamo a che fare con infrarossi passivi e contatti magnetici con l'ampolla RID. E le ragioni per cui siano ancora presenti nei nostri dispositivi anche quelli di cui decantiamo l'innovazione, ha una risposta molto semplice, anzi due risposte molto semplici. La prima, ai noi, il prezzo. Sì, parliamo di sicurezza, ma il prezzo gioca sempre la parte del leone, perché deve costare poco, perché altrimenti non lo vendi, perché altrimenti non lo compra, perché quello costa meno, perché quello mi fa risparmiare 100 euro. Eppure il prezzo nel settore della sicurezza dovrebbe essere la cosa non forse meno importante, ma una delle meno importanti. Come dire, oggi comprare un'auto senza ABS, come comprare un'auto senza airbag, insomma, ci sono quelle cose per cui, a mio avviso, non si dovrebbe lesinare nel prezzo della sicurezza, ma se utilizziamo queste tecnologie, di fatto stiamo lesinando nel prezzo, perché essendo quelle più datate, sono quelle meglio conosciute, sono quelle più vendute, sono quelle maggiormente prodotte a livello globale e quindi hanno un costo inferiore, necessitano di minor know-how da parte del costruttore. Oggi costruire un PIR probabilmente un ingegnere lo fa ad occhi chiusi. Vuoi metterti lì a studiare una nuova tecnologia difficilmente adattabile, difficilmente comprensibile, che poi non vendi, che poi costa, ma no, usiamo quello che va bene, è sempre andato bene da 50 anni, continuiamo a fare quello. La seconda ragione per la quale continuiamo ad utilizzare queste tecnologie, e forse la più importante, è che queste tecnologie sono quelle che meglio si adattano ai sistemi wireless. Eppure ci dicono che i sistemi wireless oggi hanno raggiunto la sicurezza del cablato. Ma non è vero, perché se utilizziamo tecnologie facilmente eludibili, cosa che con il cablato invece possiamo anche non fare, attenzione, anche non fare, non è
l'equazione non è per nulla scontata. Diciamo che con il cablato posso anche utilizzare tecnologie diverse, nel wireless invece no. Devo utilizzare tecnologie poco energivore, ovvero che consumino poca energia. L'avrò detto 1.000.000 di volte nel canale, torno a ripeterlo perché questo è un passaggio fondamentale. E sì, è un passaggio fondamentale perché in un impianto wireless un radar a microonda di questo genere non lo puoi tenere acceso a batteria. Un rivelatore in FM-CW non lo puoi tenere acceso a batteria, ma potrei andare oltre e dirti che nemmeno un contatto magnetico con vibrazione di questo tipo puoi tenere acceso a batteria. Quindi ci sono delle tecnologie, ai noi, più energivore che non possono essere utilizzate nei sistemi wireless. A dire il vero, perché poi c'è sempre qualcuno che nei commenti mi dice: ma se io metto un piccolo alimentatore con una batteria in backup e un trasmettitore in appoggio lo posso fare? Sì, lo puoi fare, ma sfido chiunque a farmi vedere che utilizza microonde e poi installa un sistema wireless. Insomma, per dircela in breve, le tecnologie più utilizzate non sono solo obsolete dal mio punto di vista, ma anche le più facilmente eludibili per le stesse ragioni per cui sono le più obsolete. E ai noi, inutile parlare di innovazione senza parlare di sicurezza. Dove sta l'innovazione se non parliamo di sicurezza? Questo è un settore dove la sicurezza, la certezza della rivelazione, la certezza di riuscire a rilevare il tentativo di intrusione dovrebbe essere lo scopo principale e non il prezzo e non la velocità di installazione, ma la sicurezza sta nella certezza della rivelazione. Anche per oggi è tutto, ringrazio tutti coloro che si sono iscritti al canale, ringrazio chi si è abbonato che mi aiuta a fare sempre di più e meglio, nel limite delle mie possibilità ovviamente, in questo canale. Noi ci vediamo e ti aspetto nei prossimi video. Ciao!